Sintesi del match tra Madre Bologna e Futsal Sassuolo, valido per la prima giornata del campionato di Serie C1. A dirigere la gara sono Emanuele Staffelli e Luca Staffelli, entrambi della sezione di Reggio Emilia. Ringraziamo Madre Bologna per le immagini. Con il montaggio passiamo direttamente alle immagini del primo tempo. I primi minuti di gioco sono stati una fase di studio tra le due squadre. A metà primo tempo arriva la prima occasione della partita con Terranova che si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Terranova che però colpisce il palo esterno e dunque punteggio che rimane in parità. Il Sassuolo continua ad attaccare con Fiocchi che recupera palla, ma Ricci difende la propria porta. Immediata la risposta della Madre che si spinge in avanti, ma non arriva alla conclusione e il pallone finisce fuori. Sulla ripartenza, Bovolenta pesca Fiocchi, che ancora una volta ha l'occasione per segnare, ma il suo diagonale finisce fuori di poco. Il Sassuolo si rende ancora pericoloso, questa volta l'opportunità è sui piedi di Quaie, che calcia contro il palo. La Madre prova la ripartenza, ma viene fermata con un fallo. Proprio da questa punizione scaturisce un'azione pericolosa della Madre, che con due passaggi imbuca il Madi, che riesce a girarsi e insacca il gol dell'1-0 al 25esimo minuto di gioco. Madre Bologna che quindi passa in vantaggio nel momento migliore del Sassuolo. Nel finale di primo tempo, i padroni di casa spingono sull'acceleratore, spinti dall'entusiasmo per la rete appena realizzata. Prima con Amato, che recupera palla, ma poi calcia contro il suo compagno di squadra. Poi con El Manawi, che recupera palla su un errore di Regina, serve in mezzo Bertà ma viene fermato dal recupero della difesa neroverde. Con le immagini passiamo al secondo tempo, dove la Madre parte subito forte e ha un'occasione con Bertà, ma Bovolenta si fa trovare pronto. Al 10° minuto Fiocchi recupera palla a centrocampo, serve Benarub che avanza e segna il gol del pareggio. Successivamente il Sassuolo ha un'altra occasione con Regina, ma l'estremo difensore di casa para e fa ripartire i suoi contropiede. Il pallone arriva centralmente a Cammarata che la sposta sul sinistro e incrocia il tiro, ma finisce a lato di poco. La partita si è accesa, il risultato è in parità, ci sono occasioni da entrambe le parti. In questo caso Bovolenta chiude lo specchio. Gli ospiti ripartono e avanzano con Benarub che salta bene l'uomo, calcia al centro ma Fiocchi non ci arriva per pochissimo. Sugli sviluppi di un'azione offensiva sassolese, Regina trova Terranova che in mezzo a tre subisce fallo al limite dell'area. La punizione è cacciata da Quaie e finisce sopra la traversa. Il Sassuolo però è in partita, lo dimostra con Santamarina che recupera palla sul rilancio del portiere avversario, avanza palla al piede,
La passa a Terranova sulla destra che di prima intenzione serve Regina al centro dell'area che insacca la rete del vantaggio neroverde al 22esimo minuto di gioco. Non ci sono altre grandi occasioni e nell'ultimo minuto di gioco i padroni di casa provano la carta del portiere di movimento, senza riuscire però a trovare spazi. Si conclude così la partita, il risultato è di 2-1 in favore degli ospiti. Il Futsal Sassuolo trova quindi 3 punti alla prima uscita stagionale in trasferta ai danni della madre Bologna. Puoi trovare la cronaca e il tabellino completo sul nostro sito www.futsalsassuolo.it. Ti invito a lasciare un mi piace al video, iscriverti al canale YouTube per non perderti nulla sulle nostre squadre e infine visitare le nostre pagine Facebook e Instagram dove abbiamo già caricato alcune immagini della partita. Grazie.